Sì, sì, siamo qui col presidente. No, col presidente, non sono sei il presidente. No. Qual è il tuo compito No, qua? il presidente è Roberto Ennas. Roberto Ennas. Il tuo compito qual è, Antonio Manichedda? Il mio compito è, insieme a Emilio Stangoni, vieni qua. Vieni, Emilio, vieni. Vieni qua. Il vostro Siamo compito? nella segreteria organizzativa, quindi dare una mano per organizzare questi eventi bellissimi. Allora, come ti sembra questa giornata qui a Latte Dolce? A parte che intanto il sole va via, comunque la giornata è bellissima. Soprattutto per poi la festa, visto che è organizzata per i bambini, ho lo spirito giusto per fare questa manifestazione, proprio perché c'è lo scopo per i salesiani. Per i salesiani, allora, esatto. Fai una domanda a lui. Allora tu, Vai, tu fai una domanda a lui. Perché sei venuto stasera? Perché mi domanda? cioè, fai una domanda, Manichedda. Spiazza, così mi spiazza anche, perché sei venuto. Allora, intanto ben trovati, un grande applauso a voi, lo ricordiamo in occasione dell'apertura delle Olimpiadi di quartiere al Latte Dolce, quindi presenti gli amici della Torres Calcio, delle vecchie glorie. Okay. Allora, intanto a nome del Presidente, perché oggi è assente perché è fuori Sassari, porta un saluto all'organizzazione, quindi ai salesiani in modo particolare. A te personale, perché l'impegno, sappiamo cosa vuol dire fare questi eventi, cioè queste manifestazioni vogliono organizzati, sempre con la paura di non far bene, perché come sappiamo sempre c'è qualcuno che qualche cosa avrei fatto così, avrei fatto in un'altra maniera, però parlare una cosa, organizzare come avete fatto è tutt'altra cosa. Questo è un evento bellissimo perché è fatto in funzione di questa manifestazione che tutti gli anni i salesiani propongono. Nome e cognome il tuo? Emilio Stangoni, segretario dell'associazione. Allora, Emilio Stangoni, stai su Emilio perché ho una domanda da fare a Emilio molto seria, ma chi è il più vecchietto in campo? Antonio Usai, numero 6. 6. 88 anni. Numero 6. È 24 aprile 43. Che è dall'inizio in campo fino ad adesso. Fino adesso. A differenza di molti di noi che 5 minuti e poi sono fuggiti. Vabbè. Come hai visto, Antonio ha un fisico, grazie. Carta, e poi anche da Retro Carta, quello che sulla fascia, che anche lui è... No, mi sembra che c'è un pochi mesi di differenza. Sì, vabbè, comunque anche D'Ariete è uno dei vecchi. Anzi, anagraficamente più vecchio Dario, che è il numero 24, se lo vedo male. Ecco. Allora, il numero 24, facciamoli. Ci vediamo dopo noi. Abbiamo i due vecchietti, nome e cognome? Antonio Usai. Allora, la prima partita di calcio che conta? Con chi? Quando? E chi se lo ricorda più? Troppi anni sono passati. Troppi anni, quanti anni hai? Meglio non dirlo, se... Ma dai! Poi abbiamo invece nome e cognome? Dario Carta. Allora, stessa domanda, la prima partita nel calcio che conta? Ragazzi, con Enzo Usai, un caro allenatore che ricordo ancora, è un amico soprattutto. Poi nelle giovanili della Torre, e poi tutte le altre scuole non me le ricordo più. Non ha grossi livelli. Quanti anni hai? 68. 68. 68, quanti anni hai? Uno in meno. 67. Urca, ma aspetta, ma come avete fatto a stare in campo tutti questi minuti qua? Io 5 minuti me ne sono fuggito. Guarda, l'importante è non parlare prima della partita, se no c'è il fiato per correre. Ah, ecco, quindi poche parole molti fatti. È meglio non parlare manco dopo perché il fiato non ce n'è più. Certo. Un grande applauso a voi, un grande applauso a voi. Ottimo. Gioca Paolo, bravi ragazzi. Ottimo!
Morosi, uno dei più anziani dei più vecchi, diciamo dei vecchi. No, perché ho parlato con un 68enne, un 67enne. E ora parlo con un 71enne. Ma dai, ma giochi ancora? Sì. No, mi diverto. Ti diverti? No, ora mi hanno chiamato per fare 5 minuti per rientrare nel gruppo, ma non è che gioco ogni tanto, via, proprio per divertimento. Ho una domanda che ho fatto ad altri tuoi amici, colleghi, compagni anche di viaggio, la prima partita, ma soprattutto la prima partita in una squadra importante, una squadra che conta, qual è stata, in che anno e qual era la squadra? Ma guarda, nel 1957-58 con Fiorentina Palermo, che ho debuttato con la Fiorentina. Cosa è cambiato da allora a oggi? Ma è cambiato parecchio, è cambiato il modo della preparazione, i giocatori camminano di più, cioè tatticamente sono diversi, però gli uomini sono sempre quelli, non cambia niente. Se sai giocare a calcio giocavi prima e giochi ora praticamente. In quel lontano 1957, che io tra l'altro neanche ero nato, no? In questa partita Fiorentina-Palermo, qual è il ricordo di questa partita? A parte il fatto di aver debuttato? Il ricordo è che quella partita lì ho fatto 2 gol, poi giocavo insieme a dei nazionali, tipo il povero Castelletti, Lobotti, Albertosi, e poi c'era Ambri, c'era lo Iacono, Bonanima, cioè tutti questi giocatori qua. Cioè, gli anni ci sono praticamente, in quel periodo avevo 18 anni praticamente. Noi proprio con Ricchi Albertosi qualche tempo fa abbiamo disputato una partita di solidarietà in cui naturalmente lui non ha giocato ma ha comunque partecipato, e mi diceva i tempi forse del calcio di allora erano diversi da quelli di oggi forse si pensa troppo ai soldi e meno a giocare, c'è meno passione. Senz'altro è quello, comunque è cambiato parecchio anche in quel sistema lì, che ora sono più tutelati, i giocatori se non vogliono stare bene in una società cambiano, hanno il procuratore, invece prima era un po' anche a rischio anche per noi praticamente, perché i contratti lasciavano un po' a desiderare. Oggi state in giro qua e là con le vecchie glorie della Torres, ma non solo, cosa significa per voi partecipare a manifestazioni di questo tipo e di grande utilità anche a livello, insomma? Ma noi lo facciamo anche per un fatto sociale, e poi quando incontriamo anche gli altri, incontriamo i giocatori che praticamente con il nostro lavoro, con il nostro impegno non ci si vede mai, e quando ci si vede praticamente per tutti penso che sia una festa. Bene, noi ti ringraziamo. Come è finita la partita oggi? 4-1 mi sembra. Cioè voi ci avete battuto a noi 4-1? Sì, anche di più. Vi abbiamo fatto vincere perché sai... ci mancherebbe, come si dice in toscano, le tutto da rifare. No, ma guarda, vi abbiamo fatto vincere perché, insomma, comunque ti ringrazio. Ciao. Prego. Grazie Paolo, ciao.